Si può adottare anche un nuraghe. È successo a Lanusei. Ci racconta tutto nel servizio Daniela Usai. Armati di trapano hanno persino costruito la staccionata, pulito dagli arbusti e bruciato la legna in eccesso. Nonostante la pioggia, i volontari hanno pensato proprio a tutto per liberare questo sito archeologico di Sunuragi da anni di abbandono. Il nostro territorio è abbandonato, noi vogliamo valorizzarlo in tutte le sue componenti, tra cui anche l'archeologia. Visto che siamo vicinissimi al paese, tutti potrebbero venire ad ammirarlo. Non sono dei professionisti dell'archeologia, l'adesione alla giornata dedicata all'adozione di questo nuraghe l'hanno ideata i soci della Gugliastra, tutti i volontari, normali cittadini in un territorio che si riscopre interessato a preservare la sua storia. Noi siamo disposti a, non solo per Lanusei, per tutto il territorio. Loro si sono offerti per ripulire questo sito archeologico abbandonato a pochi chilometri da Lanusei. In Ogliastra ce ne sono altri 400 che aspettano di essere riportati alla luce. Volontario perché c'è bisogno, oltre del contributo dal lato amministrativo, anche di quello pratico, perché come dimostrano tutti questi ragazzi molto volenterosi, delle volte le braccia servono oltre alla mente, quindi ci mettiamo in prima fila.